Affinché si possa chiedere la risoluzione del contratto con Girgenti Acque per continue e gravi violazioni delle norme contrattuali, occorre che a farlo siano tutti e 27 i comuni che hanno concesso le proprie reti idriche e non solo uno. Diversamente, la sola proposta di un comune, per esempio quello di Favara, cadrebbe nel vuoto, come è già successo per l'esposto presentato qualche anno fa. A dirlo è il Movimento 5 Stelle di Favara, alla luce delle informazioni avute dal Comitato di Protesta Provinciale Intercopa, nato proprio, scrivono, per difendere i cittadini dall'arroganza di Girgenti Acque. Per il Movimento 5 Stelle occorre fare rete e aderire con un comitato civico allo stesso Intercopa e successivamente proporre di catalizzare tutte le richieste di risoluzioni già esistenti in quasi tutti e 27 comuni. Il Movimento 5 Stelle aveva già chiesto al governo regionale e quindi al commissario liquidatore dell'atto nell'ottobre 2015 di intimare al gestore il blocco delle installazioni dei misuratori idrici fino a quando le operazioni deliberative e di adozione delle modalità di gestione non saranno concluse. Tale interpellanza, scrivono dal movimento, rimane ancora disattesa da un governo regionale che si è dimostrato da sempre contrario alla gestione pubblica dell'acqua. Intanto il sindaco di Casteltermini, Nuccio Sapia, sta cercando di coinvolgere i restanti 26 suoi colleghi per chiedere al lato idrico la risoluzione del contratto.